Questo è il palazzo in cui Carlo Goldoni nacque nel 1707. Siamo nel sestiere di San Polo, a Venezia. Gualtiero Dall'Osto, un maestro mascarer da decenni, ha stabilito la sua attività di artigianato artistico qui proprio in omaggio al maestro della commedia moderna. Ma anche questa zona, fino a qualche tempo fa brulicante di artigiani di ogni genere, si sta svuotando. È un vero e proprio patrimonio che stiamo perdendo in Italia, non solo a Venezia, ma Venezia è l'accademia di questo problema, secondo me, perché proprio sta cambiando volto. Noi stiamo per essere sostituiti dal compra e rivendi di bassa lega, di artigiani probabilmente sfruttati che comprano e rivendono le cose che vengono dall'estero a €1, €2. L'ultima beffa per una categoria già in balia di mille difficoltà sono i risarcimenti per l'acqua alta di novembre. A San Marco c'è Carlo Setti, definito calzolaio dei volti. Nella sua bottega tra la Fenice e la casa dove soggiornò Mozart è rimasto l'unico a Venezia a realizzare maschere di cuoio, una tradizione che risale alla commedia dell'arte del XVI secolo. Con i risarcimenti c'è da ridere perché agli artigiani viene riconosciuto come risarcimento il prezzo del materiale, non il prezzo del lavoro. Per cui una cosa che ha comportato giornate di lavoro e magari è fatta con materiale povero, tipo la carta o anche il cuoio, diciamo, viene risarcita in maniera ridicola. A Castello, duramente provate dalle acque alte di novembre, ci sono la bottega e il laboratorio di Hamid Sedighi, in Italia da 40 anni, è uno di quei veneziani d'adozione che dimostrano per la città una sensibilità pari se non maggiore di chi c'è nato. Almeno le tasse ci fanno rimandare un po', che paghiamo un po' più tardi, senza interessi, almeno ci davano quello spazio lì, neanche quello è stato dato. Adesso speriamo che qualcosa viene risarcito, ma insomma non è discorso di carità, nessuno vuole la carità, certo tutti perdono, tutti, ma per noi non solo perdita di materiale ma anche perdita di 2 mesi di lavoro, anche perdita di preparazione per carnevale, siamo indietro di tutto praticamente.